Avevano assaltato la sala slot di Milano armati di pistola e piede di porco, rapina di fine dicembre 2018 con le indagini conclusesi nelle scorse ore e che hanno portato all'arresto della banda composta da 2 italiani, elementi del gruppo, di cui un ex della Mala del Brenta e 2 stranieri. Manette ai polsi dunque per il 48enne Ivan Giantin, ex Mala del Brenta, e il 44enne Giuseppe Mion, con l'albanese Alban Shera di 23 anni e il tunisino Kereidin Shaffedin di 29 anni. Indagini di un pool interforze condotte dai militari dell'Arma di Mestre di Milano, supportati dalla squadra mobile della Questura di Padova. E se il tunisino Shaferdin si trova ai domiciliari, visto che durante l'assalto si sarebbe limitato a fare da autista, si trovano invece in carcere a Padova i 2 italiani e l'albanese per uso di armi durante la rapina e in virtù dei rispettivi precedenti penali, dove spicca la figura di Giantin, che dopo 16 anni di detenzione era stato scarcerato 2 anni fa, giusto il tempo di uscire e compiere questa nuova rapina. Nel suo curriculum anche l'agguato a colpi di Kalashnikov ai carabinieri di Ferrara nella notte del 3 marzo 2001 è costato la perdita dell'uso di un occhio a un militare.